è uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Che quei simboli là, sì, non è una bella roba, a me non mi piace. Avevano suscitato sdegno e preoccupazione le svastiche apparse tra marzo e aprile a Covolo di Pederobba. Le croci naziste erano comparse in vari punti della città, sopra una centralina elettrica, in 2 cabine dell'Enel e su una pensilina dell'autobus. I simboli di volta in volta erano stati prontamente rimossi dagli operai del comune, con il sindaco Marco Turato che aveva immediatamente denunciato i fatti ai carabinieri. Ora i militari dell'Arma hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un 29enne del posto, pregiudicato e disoccupato, accusato di imbrattamento continuato di cose altrui. Ad incastrare l'uomo un paio di scarpe trovate dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare. I successivi riscontri hanno appurato che proprio quelle calzature erano state indossate durante uno degli episodi. Nelle abitazioni i militari hanno scoperto anche 35 bombolette spray di diversi colori. Fondamentali per l'identificazione i filmati di videosorveglianza urbana. Ai militari il grazie del primo cittadino di Pederobba. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per l'indagine che ha svolto, mi auguro che una volta che questa persona venga condannata paghi per ciò che ha fatto, non soltanto per il danno economico alle strutture pubbliche, quanto per il segno ignobile che ha disegnato appunto sui luoghi della frazione di Covolo.